Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Iniziamo con gli acquisti di febbraio, mese del mio compleanno. Partiamo subito da bombo, ho accumulato un po' di rovina, anche roba molto interessante. E niente, direi di partire subito con delle variant. Variant di due facce, e te la godi. Variant di Scarlet Witch, e te la godi. Con Jeff, questa bellissima di Batman, con il logo storico, e te la godi. Una sensualissima Catwoman, molto molto bella. Tanta DC. Un meraviglioso Superman. Torniamo con la Marvel, con una fantasmagorica Miss Minutes. E una prorompente Mary Jane Watson, che le variant di Mary Jane continuano a bomba, ragazzi. Quindi partiamo subito con il botto. Siamo da un punto di vista comediano particolare, postazione retro con cassa dell'impiantino del giradischi. Andiamo avanti, abbiamo due giochini anche che non mi sono dimenticato dei giochi, ragazzi, ma è un periodo onestamente che sapete che vado molto a periodi, periodo musica, periodo giochi, periodo film, periodo variant, periodo magic, adesso siamo più in un periodo sicuramente musica e variant, però abbiamo due giochi per la Switch, qua abbiamo Classic Game Collection, sì, il libro della giungla, Aladdin e The Lion King, nelle versioni diciamo, che io comunque le ho le versioni le Super Nintendo, però non sono a quel prezzo da 20 euro, ho detto me lo prendo anche così. E qua invece un gioco nuovo, il ritorno della scimmiotta. E ti godi, e te la godi. Perfetto. Poi abbiamo due filmetti. Abbiamo il regalo di Natale, molto bello, di Pupi Avati. L'ultima Vergine Americana, un DVD, insomma, di una commedia, sì, una commedia come che non finisce benissimo in realtà, degli anni 80 americana. E ok. Poi andiamo con la musica, che sapete che la musica sta un po' dominando questi ultimi mesi quindiani. Abbiamo una compilation, Queen Rock, e te la stragodi. Poi abbiamo King Crimson, King Crimson, in un'edizione di 40° anniversario, molto bella. Jethro Tull, che sto recuperando anche di questi qua prendo solo per non faccio il completista, prendo l'album che mi piace, se sono due ne prendo due, se ne sono 10 ne prendo 10. E King Crimson, eccolo qua, perfetto. Quindi questa è la musica cumendiana. Andiamo avanti con la musica e qua abbiamo due vinili nuovi e due vinili invece presi su disco usati, ma ragazzi suonano meglio di quelli nuovi, cioè è pazzesco. Allora, nuovo The Who Live Athletes, non ha bisogno di presentazioni, uno dei concerti live più belli della History, chiaramente ce l'ho già anche in CD. Led Zeppelin 2, farò l'1, 2, 3 e 4, in vinile penso anche altri due, vediamo però, sicuramente i primi 4. Ok, poi abbiamo i due invece usati. Metti una sera a cena, sapete che è una delle mie colonne sonore preferite. Ho preso questa edizione per quella con la copertina, diciamo, la prima copertina era prezzi comunque troppo alti, ma ok. E presi tutti e due 20 euro entrambi, quindi 10 e 10. E Rocky 4. Questo l'ho già sentito, si sente da Dio. Quindi abbiamo anche 4 nuovi vinili. E adesso l'ultima chicca, ma mi sposto. Raga, ecco il chiccotto finale, la Coppa Intercontinentale. La Coppa Italia 2002-2003 contro la Roma 1-4-2-2 del dopo Manchester e la Coppa del Mondo Boca Junior Milan 4-2 di Yokohama 16 dicembre 2007. Chiccone devastante secondo me e chiudiamo le coppe in miniatura comendiane. Eccole qua raga, ho finito le coppe, quelle che volevo quantomeno, eccoci qua. Fanno un bel effetto con le medaglie poi della Champions, dell'Europeo. Dopo chiaramente se vinciamo altre cose, qua abbiamo una parte dei giocatorini, però è veramente un effetto figo, eh. Eccoci. Uno.
e 2. La bacheca è pronta. È completa, anzi. Ricordiamo sempre che i giocatori principali sono qua, ma ci sarà un video con adesso manca l'aggiornamento dei Magic, l'aggiornamento videogiochi, e aggiornamento statuine action figure, e poi ci sarà anche l'aggiornamento calcio con questo, più ovviamente le maglie, tutti insomma i gadget calcistici, i comendiani, i libri e quant'altro. Raga, gli acquisti di febbraio partono alla grande. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di febbraio, che la musica sta comandando ancora. Questo è il periodo musicale come andiamo, sapete che va da periodi. Cominciamo con una cassetta. Pat Metheny Group, Letter from Home. Anche il CD, e voglio prendermi anche il vinile. Soundtrack, American Beauty. Super Trump, Super Donald Trump. Noi cominciamo con i vinili, tanti usati che anche puliti, voglio fare anche un video al riguardo, ma certi tenuti bene, ma alla fine con 25 euro me ne sono portati a casa un pochini. Cominciamo con questo, magari non tenuti benissimo, copertina un po' così, però voglio anche testare l'usato, perché chiaramente se ho già il CD e comunque non è tra i miei super top, o diciamo non posso spendere per tutti dopo, perché se mi faccio altri 800 vinili, cioè praticamente sono un pirlotto, ecco, prendo quelli che preferisco, però se trovo un vinile appunto usato, che comunque è in buone condizioni, ci sta. Cominciamo con la soundtrack di Rocky, ovviamente anche il CD, pagata niente questa, poco. Poi sempre questo lo cercavo, l'ho trovato a un prezzo ragionevole, però magari qualche graffietto sul vinile c'è, se c'è qualche imperfezione ci può anche stare, dai. Sempre del buon Pat, mio preferito, Still Life Talking, perché ragazzi l'inglese è fondamentale e il come lo sa. Scusate. Genesis, Duke, che questo ho pagato niente, tutti usati questi, Colonna sonora di Blade Runner, signori, Blade Runner, del signor Vangelis. Questo usato, questo invece, questi due sono nuovi. Questo è diciamo una versione non ufficiale, però ragazzi, Venezia, Pink Floyd, concerto 15789, Redentore, non potevo non prenderlo. Vediamo, speriamo, insomma, non sono curioso di capire come suona, ma spero bene, insomma, dai. E poi Genesis, Foxtrot, anche questo nuovo, quindi la parte musicale continua, raga. Scusate raga, mi sono dimenticato la colonna sonora degli Intoccabili, capolavoro del buon Ennio, e mettiamoci anche Morricone. Raga, andiamo avanti con gli acquisti di febbraio, e qua abbiamo un pop così, un pop selvatico, Logan-Wolverine. Eccolo qua, il classico Logan-Wolverine, è così. Questa è l'unica traduzione possibile. Molto bello. E poi finalmente dopo 2 anni, veramente dopo 2 anni, trovo la scatola che volevo. Scusate, qua dovevo un attimo cambiare visual. Eccola qua. Lo scatolotto. Però così non... Scusate un attimo, raga, scusate. Eccolo qua, raga, finalmente la scatolotta della Play 3 retro compa, e mettiamoci anche il tibile che ci sarà un video appropriato nei prossimi giorni. Si gode, eccola qua, PlayStation 3. Dopo 2 anni l'ho trovata finalmente, così userò l'altra per altre robe, però che cacchio, l'estate è dura, proprio molto dura, ma ce l'abbiamo fatta e si gode. Raga, gli acquisti di febbraio speciale compleanno continuano alla grande. Ciao! Ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti di febbraio con Gas, finalmente l'ho trovato con il suo degno compare e te lo godi. Poi abbiamo una versione diversa, alternativa di Darth Vader, che ormai ho 502 versioni, ma molto bella questa. Contro Leia poi molto goduriosa, se si può dire. Ecco. E poi questo che è il primo, e ne mancano 2, Funko Pop di Ayrton Senna. Questo è un Funko.com exclusive. Tanta roba per il nostro grande Ayrton Senna. 1, 2 e 3. Ciao raga.
Raga, andiamo avanti con gli acquisti per il My Comple, per il compleanno comendiano, e oggi è il mio compleanno, quindi andiamo a bomba. Partiamo con un po' di Blu-ray, finalmente è arrivato qualcosa, più che altro ho sfruttato delle offerte. Lily il Vagabondo, perché voglio chiudere i classici Disney. Tarzan. Aquaman, Il Regno Perduto. Salutiamo il Bode, che ha fatto un altro bel film. Charlie's Angels. Molto figo. Challengers, questo sono curioso di vederlo, non ne hanno parlato benissimo, però sono curioso. E I Mercenari 4, mi mancava l'ultimo, l'ho preso nell'edizione Steelbook o Steelbooks, come volete voi. Lascio sempre a voi la scelta per le pronunce, lo sapete. Poi andiamo avanti con un po' di variant. Seconda variant delle Tartarughe Ninja, bella, molto bella, sono bellissime queste. Variant iperfiga di Wolverine, tanto è morta qua un fumetto, aspetta un attimo. Eccolo qua, tornato vivo. Questa è stupenda, presa dal Regno Unito di Spider-Man, come di Jane, sapete che cerco di prenderle tutte. Una di Batman del lungo Halloween, l'ultimo Halloween. Il pinguino, molto molto figa. Batman e Robin. E un'altra di Wolverine. Poi andiamo con 2 CD, 2 colonne sonore. Creed 2, devo trovare l'uno che però costicchia, ragazzi, è abbastanza introvabile. E Mrs. Doubtfire, bellissima. Colonna sonora veramente bella, a mio modesto parere. E poi chiudiamo con 3 vinilozzi, sono anche regali, non sono cose che mi sono comprato io. Cominciamo dalla colonna sonora epica, questo lo vedremo anche nel dettaglio. La colonna sonora di Fallout, bellissima, veramente in un doppio vinile giallo e blu. Fantastico. Led Zeppelin. E te lo godi. Scusate. I Queen con News of the World. Quindi raga, acquisti importanti, acquisti decisivi, acquisti anche, come si dice, variegati. Diciamo che la parte più importante è andata per questo febbraio e basta, niente, sono contento. Alla fine non ho preso la scheda grafica perché non ne vale assolutamente la pena. La 580 è una delusione e boh, per il momento mi tengo la 280, 280 Super. So che sembra strano, ma gioco praticamente sempre tutto a cannone. Raga, alla prossima. Prossimi acquisti? Non lo so. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di febbraio, speciale compleanno comendiano, con gli ultimi colpi fatti a Firenze. Mi sono fatto un po' di regalini, ho ricevuto un po' di regalini, quindi chiudiamo alla grandissima, raga. Allora, partiamo. Vinili, Pink Floyd. E te lo godi. Soundtrack. E te la rigodi. Rush, Soundtrack, e te la stragodi. Scusate raga, sono un po' andato, sono distrutto. Torno dalle ferie, lavoro, panicata. Soundtrack, Labyrinth. The Beatles. Non ha certo bisogno di presentazione. E chiudiamo con un greatest hits, diciamo, dei Genesis. E il godimento è massimo Fiori. Quindi questa è la parte vinili, tranquilli. Non ho speso una cifra grossissima. Poi andiamo avanti con le nuove AirPod, cioè me ne sono prese nuove, le 4, quindi la versione più tranquilla, perché sono partite dopo 6 anni, sono partite le mie. E quindi arriva questo colpo di mercato. Da Discog, Creed, finalmente l'ho trovato a un prezzo straumano, 18 euro, perché mi sparavano cifre folli, non capisco il perché. Creed, e te lo godi. Come potete vedere c'è una specie di mobiletto, una specie di rialzo in vetro con sotto un lettore CD. E questo è un altro regalo, ma spieghiamo dopo.
Poi abbiamo questa chicca presa in un negozio di modellismo, bellissima, del Tour de France, non potevo non prenderla. Ho anche la scatola ovviamente, ma è fantastica, c'hanno tutte le maglie, maglia Pua, maglia gialla, verde, ciao. Però questa proprio non potevo non prendere, troppo figo, in onore dei super video di Pro Cycling Manager. Andiamo avanti con delle variant, una no, però vabbè comunque non potevo non prenderla, tutte sempre prese a Firenze, non ho trovato il negozio panini, il negozio vinili, il negozio di tutto. Variant 1. Variant 2, questa è stupenda secondo me. Questa non è una variant, però c'è Mary Jane, quindi non si può non prendere. Tutto quello che riguarda Mary Jane me lo compro. Altra variant, bellissima. Questa è una variante di un'arroganza forse inaudita. E chiudiamo con il buon Giampaolone. Eccolo qua, Giampaolone. Solo così lo possiamo chiamare. Scusate, raga, la pazzia è completa. E poi qua ho preso sempre il negozio di modellismo dove ho preso il ciclista. Questo non volevo tanto. Freddie Mercury, poi lo vediamo anche in esposizione. Mamma mia, stupendo. Eccoci qua. Questo ragazzi preso in stazione, ce l'ho anche di Pink Floyd, trovato dei Genesis, cioè non potevo non prendere la chitarra. Altro pezzone fondamentale dello scacchiere cumendiano. Ok? E l'ultimo pezzo invece preso, come si dice, nel negozietto di modellismo, Ayrton Senna. Eccolo qua. Perfetto. Poi due arrivi ordinati da tempo, Magic 1 e Magic 2, molto bene. E niente raga, adesso voglio far vedere il pezzo più importante, che questo non preso ovviamente a Firenze, ma il lettore CD che lo collego alle casse attive appunto del salotto, che quindi adesso ho sia il lettore, cioè il giradischi, che il lettore CD. Eccolo qua, bellissimo, non ho speso tantissimi soldi, ma te lo godi. Perfetto. No disk, ovviamente. Open. E mettiamo un pezzettino, un attimo solo. Andiamo. Buono. Go. E si gode, signori. Pochi secondi. Parapapà. E a posto. Qua ragazzi ho messo la chitarra dei Genesis e te li godi. Qua il signor Freddy in tutto il suo splendore, bellissimo, sono troppo felice. E chiudiamo il video con questo aggiornamento, diciamo, della camera bonus, della camera jolly, che magari un giorno, chissà, un comendino, che intanto ho messo qua il ciclista. E ho messo un po' di cosine, ecco. Però è provvisorio, dopo comunque spero di modificarla. Qua ho messo il Lego di Harry Potter, un po' di roba, per farci stare un po' di roba in più. Qua gioco a questa. E qua c'è un altro impiantino dove lo uso con il tablettone. E buono raga, un saluto dal Comendone Veneziano con la stanza jolly. Un saluto dal Comendone Veneziano a questi di febbraio con compleanno comendiano. Meraviglioso, devastante ed eccitante, perché veramente tante cose ho preso scusate, senza spendere molto, anche perché con i regalini, tra soldini, non ho speso molto e comunque me la sono goduta. Raga, alla prossima con gli acquisti di marzo. Ciao!